Dottoressa, un piano di salute pubblica per combattere la variante Delta basato sull'offerta di vaccinazioni con dei criteri ben specifici. Ce lo può illustrare? Certamente, abbiamo pensato che per contrastare la diffusione della variante Delta e di altre varianti che destano preoccupazioni, era importante fare uno zoom, se vogliamo, attorno al caso positivo, offrendo in maniera più attiva e mirata la vaccinazione contro il Covid. Quindi abbiamo pensato di individuare principalmente due contesti, che sono quelli della vita sociale, della vita lavorativa del caso indice, per cui vaccinare tutti i contatti che abbiamo messo in quarantena al termine della quarantena, e poi gli ambiti, offrire la vaccinazione a tutti i soggetti degli ambiti frequentati dal caso indice, o che si tratti di un ambiente ricreativo oppure di un ambiente lavorativo. Questo per creare attorno a quel caso un ambiente libero dal Covid. Poi abbiamo pensato che fosse importante individuare anche da un punto di vista spaziale dove il caso si è verificato, per mettere in sicurezza la zona geografica dove si è verificato il caso. Questo può essere un contesto geografico che è rappresentato dall'abitazione dove si trova il soggetto, se ci sono altre famiglie che vivono nello stesso ambito, oppure tutto il palazzo, tutta la via, il quartiere, o addirittura, se il centro è piccolo, anche il comune, estendendo man mano che ci si allontana dal caso, dall'ubicazione del caso, anche altre misure, che sono quelle di chiamare attivamente, cosa che stiamo già facendo, gli ultrasessantenni, ma anche i soggetti estremamente vulnerabili che magari non hanno avuto l'opportunità o fino a quel momento non ritenevano importante sottoporsi e avere la possibilità di vaccinarsi. Quindi un'azione mirata sia da un punto di vista di contesto abitativo, familiare e sociale, ma anche da un punto di vista geografico. Il vaccino protegge dalla variante Delta. I 27 casi che si sono registrati sono per lo più sviluppati in ambito di non vaccinati? Sì, allora tutte le notizie, tutti gli studi che sono stati condotti a livello internazionale ci dicono che la vaccinazione completata, quindi la doppia dose, quindi la prima e la seconda dose, proteggono dalla variante. I casi che si sono verificati sia nel nostro ambito regionale che a livello nazionale ma anche internazionale hanno riguardato per la stragrande maggioranza soggetti che o erano parzialmente vaccinati o non erano completamente vaccinati. Quindi per i soggetti che non sono vaccinati il rischio è alto, per i soggetti che hanno un ciclo di una sola dose un rischio basso o moderato, e naturalmente basso per i soggetti che invece sono vaccinati. Questo modello sarà applicato anche per eventuali nuove varianti? Certamente sì, abbiamo una lista di varianti che vengono definiti dalle CDC come varianti che destano preoccupazione, dove oltre alla variante Delta ci sia anche la variante Gamma, che è quella brasiliana, e anche altre varianti, però si sta facendo un lavoro a livello internazionale con l'individuazione delle cosiddette varianti oggetto di interesse, quindi che vengono attentamente monitorate sia nella loro caratterizzazione per individuarli attraverso test e sequenziamenti, sia per quelle che possono essere il grado di malattia, di contagiosità che possono determinare.